Buongiorno a tutti, sono Helen, non ho la voce forse che ha la Sabrina e Paolo, però insomma penso che mi sentite tutto. Questa rivoluzione è partita da Abano Terme, ho detto non paghiamo questo affitto nuovo, paghiamo sempre il vecchio affitto, andiamo avanti a pagare solo il vecchio affitto, perché non possono rubarci i soldi che abbiamo in banca, non possono portare via quei pochi che abbiamo racimolato per un badante quando siamo vecchi, per il nostro funerale, non possono toccare i nostri soldi. Io sono una mamma solo, un figlio gravemente disabile, prendo la pensione dall'estero, 3.800 euro all'anno. Mi hanno chiesto, prima hanno chiesto 516 dei 20 euro che io pagavo e poi si sono un po' rivista, hanno detto va bene 333 e io ho detto neanche un euro di questi soldi, venite se avete coraggio a sfrattarmi. Bisogna stare tutti insieme, bisogna essere uniti, perché se non siamo uniti non vinceremo. Zaia e sua compagnia sono ladri, perché non ci sono altre parole. Gli anziani li vogliono spostare, c'è la mobilità per gli anziani. E dove li mettiamo gli anziani? Che se non ci sono più case ATA, ma ci prendi in giro? Ci prendono in giro? Questi anziani che sono stati lì magari 20-30 anni, dove devono andare? In un monolocale, li mettiamoli direttamente in un locolo, no? Sti poveri anziani. Dobbiamo lottare per quelli che oggi non sono qui, per quelli che non hanno potuto venire a Venezia perché hanno problemi di deambulazione, per tutti quelli che abbiamo lasciato a casa. Noi siamo qui oggi e dobbiamo lottare. Questa legge è una legge della Germania negli anni 30, questo non è una legge del 2019. Vogliono togliere il sociale, vogliono solo i ricchi e in Veneto hanno piacere se i poveri se ne vanno. Io qui, e lo voglio il RAI, voglio quel signore che era qui prima e voglio che fotografate queste cifre, perché queste cifre sono cifre vere, non sono quelle che mette nel giornale Lanzarina e Zaia. Questi sono cifre vere, da 100 euro a 400, a 150 a 500, questi sono. E se avete con voi questi, li facciamo vedere alla stampa, li facciamo vedere a Rai 3, perché stranamente nell'ultimo mese Rai 3 non ha portato più nostre manifestazioni. E noi chiediamo perché. I primi li hanno portati e dopo qualcuno ha detto zitti, non dare più spazio a questi qui. Allora quel signore lì è della RAI e lo voglio io dopo, se necessario lo vado a prendere per il collo, perché questo sono veri, questi sono vere cifre, non quello che Zaia ha messo nel giornale. Siete tutti con me?